Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon inizio settimana, buon lunedì 16 di novembre e siamo pronti e carichi per affrontare questa nuova settimana insieme. Mi raccomando, la nostra parola d'ordine è non molliamo, non molliamo, non molliamo. Oggi grande giornata artistica perché avremo con noi un ospite eccezionale, abbiamo Ivan Fiore. Parleremo della comicità, di come è cambiata nel tempo, ma anche delle sue meravigliose esperienze dal teatro a quello che poi è stato il teatro televisivo, quindi Zelig, Bulldozer, Colorado Caffè. Insomma, un grande ospite, quindi rimanete con noi fino alla fine, ma non possiamo non iniziare nel nostro consueto modo. Grazie 260.083 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Proprio ieri sulla nostra pagina ufficiale abbiamo voluto pubblicare questo piccolo video da dedicare a tutti voi, a tutti noi. 260, oh, ma chi vedo qua? Ma chi c'è? Non è giovedì, ma non è Non è giovedì. giovedì? Non No, è giovedì? No, no. ma scusa, Eh, allora è stata colpa di Paolo Gatto, della regia, che è venuto a è il trovarti? regista, ma io mi sto preparando, sto facendo le No. prove, cioè sto cantando, cioè io se tu lo vuoi sapere, tu e il Ma tuo per che pubblico. cosa? Vincenzo, non dico, ma per che cosa? Ma guarda, guarda un po', ma cosa stiamo Aspetta, vedendo? guarda, Si sta allestendo lo studio? Perché si parte? Eh sì, si si parte, si parte. parte. Siamo pronti, siamo carichi perché è la settimana del lancio e della prima puntata di Sicily On Air, che è la trasmissione voluta fortemente, insomma, da voi, da Io Compro Siciliano. Io ovviamente sono felicissimo, perché adesso lo posso dire, sono felice di far parte di questa famiglia. Grazie E veramente di cuore. noi siamo altrettanto felici, Vincenzo, perché sai, quando noi parliamo di eccellenze, Sì. parliamo anche di eccellenze artistiche. Vincenzo, tu lo sai, per cui averti in squadra di Io Compro Siciliano, per noi è un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Ogni giovedì avremo il nostro specialissimo Vincenzo Canzone con Sicily On Air, un appuntamento serale. Appuntamento serale ogni giovedì dalle 21:30 con tanti ospiti. Ci colleghiamo non solo con gli artisti siciliani che vivono qui in Sicilia, ma anche in giro per il mondo. Non ti posso spoilerare gli ospiti No! di giovedì perché Ah, no, non si può, capisci? non si può, non si può. Non si può dire, però ci sono tanti collegamenti e ospiti insomma, molto importanti, poi i vostri messaggi e quindi insomma io mi sto preparando perché poi alla fine voglio anche cantare quando mi è possibile. E vai, sapete che poi tra l'altro Vincenzo, tu sai che il mio sempre più grande desiderio rimane quello, quindi continuerò a corteggiarti artisticamente per portarti in scena, per andare in scena insieme, per mettere su questo grandissimo varietà. È da anni che ne parliamo. Senti, Eh? senti, e poi devo Eh? continuare le prove perché io per cantare devo provare. Siccome in ogni puntata cercheremo anche di parlare di artisti siciliani famosissimi, molto famosi, nella prima puntata ci concentreremo su un siculo americano molto importante. Siccome devo provare, Ecco, devo... e allora basta, dai, ti lascio a questo Sta, punto. na, na, basta. Avete Basta, capito? Avete capito? basta. Basta, non possiamo dire nient'altro. Quindi mi raccomando, ogni giovedì 21:30 Sicily On Air con il grandioso Vincenzo Canzone. Ciao Baciatelle, Gabri, grande. vado a Ciao prepararmi. Pedro. Ciao, Ciao vado. Pedro, buon lavoro. Ciao, ciao. Avete sicuramente già visto e notato la grande energia, la grande forza. Saremo veramente felici di avere Vincenzo Canzone nella grande squadra di Io Compro Siciliano. Siete pronti? Ladies and gentlemen, signore e signori, abbiamo con noi il grande, l'incredibile, lo scoppiettante Ivan Fiore. Incredibile, scoppiettante! Sì, bellissima questa cosa, quasi esagerata. No, no, è vero, è vero. Senti Ivan, dove sei? Dimmi. Ma dove sei?
Sono in un campo di padel, in una struttura dove si giocherò a padel tra un'oretta, perché è uno degli sport che ancora si può fare perché non c'è il contatto e quindi si permette di fare. Tenersi in allenamento fa sempre scaricare i pensieri perché ne abbiamo veramente tanti. Quindi cambio, Esatto, mi sposto da un posto all'altro. e poi stare all'aperto, bellissimo. Oggi, tra l'altro, una bellissima giornata. Senti, Ivan, a me piacerebbe cominciare a parlare di te. Ivan Fiore. Ivan Fiore è un artista, tutti lo conoscete. Ivan è un monologhista, lui inizia, pensate, nel 1995 Ivan inizi, con un trio. Mi racconti un po' il tuo inizio? Ma inizio è stato un caso, ho conosciuto i Livigni e Livigni in una serata, in un capodanno. A me piaceva fare il cabaret, io cercavo di fare e imitare i 3 un quarto perché adoravo i 3 un quarto e quindi comunque mi ritrovai in questa festa a dovermi esibire, conobbi questi ragazzi, ma perché non facciamo una cosa assieme? E nel 1995 nacque l'idea. Poi il primo a darci i natali è stato Gianni Nanfa, perché i fratelli Livigni incontrarono Gianni Nanfa, gli chiesero ma la possibilità di... E Gianni con una disponibilità estrema come è stato sempre lui, venite, venite, da subito abbiamo iniziato così per gioco a fare i cabarettisti e poi è un matrimonio che si è separato nel 98, ci siamo separati, ho continuato da solo, stavo a Milano, vivevo a Milano e è stato Senti, e poi importante. praticamente mi piacerebbe raccontare anche alcuni passaggi molto belli, Ivan, perché praticamente tu nel 2000 cominci a scrivere e cominci a lavorare poi da monologhista, frequentando laboratori, tra l'altro laboratori cabaret come Caffè Teatro, e arriviamo a Zelig. Sì, anche se ti devo dire che il Caffè Teatro per molti sconosciuto, per tanti no, è ancora più famoso di Zelig perché da lì nacquero Ale Franz, Fabio De Luigi, Flavio Reio, cioè, quindi la focina dove veramente levigavi, sperimentavi, sistemavi, modificavi quello che succedeva. E poi la cosa bella dei laboratori ai tempi di Milano, quando vivevo lì, è chi comunque, dico, i tuoi colleghi, chi si affacciava... Cioè, tutti ti davano una mano e quindi avere Ale Franz che a fine spettacolo ti dicevano guarda Ivan questa cosa la cambierei, la modificherei, è stata veramente una bellissima palestra che adesso non esiste più, finita quella palestra, è finita. Senti, tu parli così, Ivan, perché in realtà sono passati 20 anni, e devo dirti, è anche un po' cambiata, no? La comicità nel corso di questi 20 anni, no? Tu Ma poi è sei stato... sempre... Sì. Dimmi, scusa tu, no, stavo appoggiando al fatto che la Dicevo, comicità è ciclica. ti lascio subito la parola perché dicevo questo, dico in 20 anni, dico tu poi hai vissuto veramente un po' tutto, dal teatro alla televisione, ai laboratori, continui ad essere un artista che si sperimenta quotidianamente, cercando naturalmente di far combaciare anche quelle che poi sono un po' le richieste del pubblico, no? Allora ti chiedo, in questi 20 anni, quello che è stato il passaggio della comicità, Ivan? In generale, secondo me, però dico è un parere personale mio, da spettatore, da fruitore, in realtà ha subito un'involuzione incredibile, perché adesso oggi con la facilità del telefonino e del web anche uno da casa e mentre che in bagno fa una storia, può diventare famoso perché i giochi sul fatto è un fenomeno, lo prendiamo in giro o siamo noi che lo stiamo aiutando, non si capisce, però diventi famoso non avendo alle spalle il teatro, non avendo alle spalle la dizione, non avendo alle spalle tante cose. Adesso è molto più semplice e questo porta anche alla qualità, non è più importante la qualità di ciò che si fa. È il pubblico, ahimè, però di contro il pubblico neanche va a cercare più la qualità. Cioè io anche do colpa al pubblico, alla scelta del pubblico che è libero di scegliere quello che vuole e preferisce fare cose molto leggere, evitare di stare a pensare ma quella battuta bella, quel gioco di parole, perché dietro nasconde, non ci vuole, il pubblico spesso vuole proprio l'immediato, una cosa proprio grassa, una risata grassa senza Snella. pensare al come. Qualcosa magari esatto, che non ti impegni e che rimanga leggero. Devo dirti che tu però sei riuscito a creare quella comicità, Ivan, leggera,
ma sempre con grandissimi spunti di riflessione rispetto alla quotidianità. Per esempio, prima di continuare un attimino a parlare su quella che sono stati questi più di 20 anni di professione, mi piacerebbe anche entrare nel vivo, nel senso che tu vivi in quale città? Vivi? Palermo. Ah, Io vivo a Palermo. Palermo e adoro Palermo. Quando sono andato via da Milano e sono tornato a Palermo nel 2007, io sono tornato con la consapevolezza che Palermo era ancora una terra vergine e voglia di sperimentare ancora nuova a tanti tipi di comicità. In realtà poi l'involuzione che abbiamo subito è nazionale. Però dico, ho avuto sempre l'idea che la Sicilia fosse una terra fertile anche di innovazione. Però in realtà è e non è, cioè com'è in realtà la Sicilia, è bella e brutta allo stesso tempo, ha tante sfaccettature e tante linee guida. Ma tra le tante sfaccettature dovete sapere che Ivan è riuscito persino a dedicare un brano alla nostra Santuzza. Prego la regia di mandare questo video. Chiedi che fai per mia, 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 Santa Rosalia, oh Santa Rosalia. Sogni Palermo, città del futuro, con Nicumana ne picchia culo, di travagliare a Miami si dia, sogno campati Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, balla, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, Santa Rosalia, canta, Santa Rosalia, oh Santa Rosalia. Ed eccolo qui, come vedete Ivan è riuscito a fare veramente un brano dalla simpatica musicalità e poi parlando un po' di quello che accade, no? Quando tu mi dicevi per esempio, no? Una alle volte si ritrova lì a pregare la santa per cose, diciamo, poco importanti, no? Futili, cose futili. Sì, per esempio, ti prego Rosalia, perché poi diventa non santa, ma ti prego Rosalia, perché poi quando dobbiamo chiedere una cosa diventa poi Rosalia, ma fare un piacere. Mio marito non trova travaglio, pensaci tu. Noi siamo convinti che Rosalia se ne va al collocamento, presenta la domanda per suo marito, cioè niente, oppure ti prego Rosalia, fa che il Palermo torni in Serie A. Allora, dico, o scende in campo Rosalia. O dobbiamo capire che però dico è questo attaccamento che comunque l'uomo ha nei confronti della religione, perché come è Santa Rosalia, è San Nicola, è San Gennaro, è Sant'Agata, comunque l'utilizzo dei santi a uso e consumo. È ironica la canzone. Rientra poi, no? Il santo rientra un po' nel nostro quotidiano, è come se poi ce l'avessimo lì, no, Rosalia? Senti, ma invece, caro Ivan, vorrei leggere dei messaggi da parte dei nostri amici, perché ce ne sono tantissimi rivolti anche a te, adesso li leggiamo tutti. Allora, iniziamo con Mauro Todaro, ambasciatore del Gogol, l'omino giallo che porta il sorriso in tutto il mondo. Ciao Mauro, ciao. Abbiamo Mia Amore che manda un bacio, ciao Mia, grazie per essere in collegamento con noi. Abbiamo Céline Alcala che dice buona settimana Sicilia. Céline è una guida francese che qualche anno fa è arrivata in Sicilia, a Scoglitti esattamente, da lì poi praticamente ha deciso di vivere in Sicilia e oggi è una grande promotrice del turismo siciliano nel mondo e viceversa. Abbiamo Salvo Bucchieri, buongiorno a tutti. Ciao Salvo, grazie per essere con noi. C'è Mimmo Maggiore, buongiorno Mimmo, grazie. Abbiamo John Blandi da New York, un siciliano che vive a New York, segue sempre le nostre puntate. Buongiorno e buon principio di settimana. Katiuska e Vincenzo perché appunto era d'apertura di puntata. Abbiamo Sebastiano Musarra, buongiorno Sebastiano. Maurizio Tummilia, il nostro caro amico di Artisti Nostri Amici, dice ciao a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ciao Katiuska, buongiorno, ciao Maurizio. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, buon inizio settimana e adesso arriviamo ai messaggi che praticamente sono rivolti a Ivan.
C'è Selina Alcala che dice: fantastico, il giovedì sera non ci sono più per nessuno. Sicilia On Air, Jadot, per quanto riguarda il programma di Vincenzo Canzone, mi raccomando, tutti i giovedì alle ore 21:30. Selina Alcala dice: quanta verità, caro Ivan, essere famoso ad oggi non è più sinonimo di profondità del pensiero, ma i siciliani cambieranno le cose. E quindi ci crediamo, Ivan. C'è il nostro grandioso amico, il faraone Palermo, che dice: buongiorno carissima amica Catiuscut, sempre solare, di bellissima grinta positiva, assolutamente sempre. Ad Ivan Fiore altrettanto: viva l'arte e i nostri artisti. Ed è proprio vero, viva l'arte e i nostri artisti. Sempre il faraone dice: che brano simpatico, complimenti, la nostra Santuzza Rosolia te benedica con i sorrisi. Ed è proprio così. Ci sono ancora messaggi da parte di Lidia Prestana: buongiorno, bravo Ivan Fiore. E quindi vedete quanti messaggi che arrivano per Ivan. C'è Salvo Bucchieri: grande artista, applauso per te. Insomma, come vedi, Ivan, c'è veramente tanto pubblico che ti adora. E arriva ancora: ciao, vi vedo dal Cile, scrive Carla Sampieri. I miei nonni sono di Siracusa. E Meli, ciao Carla, grazie per essere in collegamento. Allora, c'è Mauro Todaro che scrive: Ivan, i nostri messaggi sono da leggere, perché poi tra l'altro dedicati anche a te. Dice: così Ivan, ambasciatore del sorriso, dice Mauro Todaro, sorridi e fai sorridere, porti la simpatia e la sana ironia siciliana in giro per l'Italia e doni alla platea televisiva una risata sicula frizzante, senza grettezze e volgarità, non smettere di ridere e di farci ridere. Gogol. E questo è veramente un gran bel messaggio, Ivan, devo dire. Vabbè, Gogol, che ho ricevuto il premio Gogol 2 anni fa al Teatro a Enna, bellissimo. Comunque dico, bello valorizzare la Sicilia, ragazzi, ne abbiamo bisogno, ma abbiamo anche bisogno che i siciliani stessi comincino a valorizzare quello che è il loro. A volte c'è chi non ci se ne rende conto. Io paradossalmente ti dico che quando ho vissuto i 7 anni a Milano, più distante ero dal mare, più distante ero da Palermo, più amavo la mia terra, e quando sono tornato, diciamo, ho ritrovato questa ricchezza che è incredibile, è un patrimonio che dobbiamo difendere. Il patrimonio però non dobbiamo lasciarlo andare così. Cioè, io nei miei spettacoli sempre, se chi viene a vedere i miei spettacoli, racconto della Sicilia, esalto la bellezza della Sicilia, sono veramente un ambasciatore nei miei spettacoli. Da Padre Pino Puglisi non c'è uno spettacolo in cui non chiudo col monologo di Padre Pino Puglisi o con la canzone di Santa Rosalia. Io adoro raccontare della Sicilia, terra di grandi maestri. E noi ti adoriamo per questo. Senti Ivan, c'è ancora un messaggio di Patrizia Cellini che dice: ciao bellezza, e un baciuccio al mio amico Ivan. Quindi un bacio a te, a parte Ciao Patrizia, che bello della nostra squadra. Senti, grandioso Ivan, allora continuiamo a raccontare di te. Stavamo parlando di Caffè Teatro, abbiamo parlato di Zelig, e poi arrivato a un certo punto tu vieni notato anche dagli autori di Bulldozer ed entri poi nel cast fisso di Rai 2, giusto? Sì, esattamente. In realtà quando ai tempi miei si facevano i festival del cabaret, in realtà si fanno ancora adesso, però ti ripeto, la qualità di adesso non è quella di 20 anni fa, dove 20 anni fa lo facevano Ficarra e Picone, lo facevano Dado, quindi si andava a fare i festival, e c'era per un po' di anni il Bravo Grazie, dove tutti i vincitori dei festival più importanti partecipavano alla finale delle finali su Rai 2. Io partecipai al Festival di Milano e ho vinto, e a quello di Catania, che era pure scritto e li ho vinti tutti e due. Partecipai per quello di Catania poi come rappresentante, sono arrivato secondo, e lì c'era il cast di Bulldozer che osservava, perché andava su Rai 2. Vinse Dado, io arrivai secondo, da lì mi notarono, io dovevo fare Zelig, ma poi per una corte spietata di Giorgio Gori, che era il produttore di Magnolia e quindi di Bulldozer, che mi telefonava giornalmente. Giorgio Gori può confermare, Giorgio, Ivan, fai parte della nostra squadra. Quindi fui talmente coccolato e cercato che mi sono convinto di avventurarmi, lasciare Zelig per avventurarmi a Bulldozer. È stata una bellissima esperienza. Poi da lì sono passato a Colorado e sono rimasto in giro, diciamo, per quando stavo a Milano.
manca un pochettino il lato televisivo milanese, però tornando a Palermo poi tra Sicilia e Campania ho fatto Made in Sud, ma ripeto, non è la comicità che si faceva 20 anni fa, il linguaggio è cambiato. C'è un messaggio che arriva da Salvo Bucchieri che dice: Ivan, io sono da 17 anni fuori la Sicilia, ma penso che questo sia il momento giusto per fare rinascere la Sicilia. Bravo. Ed è proprio così. Io penso che a livello artistico sicuro è dura, perché dico, io da un anno che non lavoro, cioè comunque dico, a noi artisti togli l'estate, hai tolto il cuore del nostro lavoro, perché io d'estate quello che guadagno mi serve per sopravvivere l'inverno, quindi già io sono stato ucciso, diciamo, d'estate, però comunque dico, la voglia di dimostrare di essere ironici, in questo momento ci vuole tanta ironia e tanta profondità, ma a finta superficialità, perché il problema è esistente, persistente, quindi qua deve rientrare tutta le dominazioni che abbiamo avuto, quindi tutto il meglio di ogni popolo, la nostra ironia e saggezza, perché è difficile il momento. Dobbiamo assolutamente tenere forte, non dobbiamo mollare, non dobbiamo mollare. Devo dirti, Ivan, noi ti abbiamo avuto anche in periodo pieno di lockdown. Abbiamo pubblicato nel nostro bel gruppo del Popolo di Io Compro Siciliano un tuo video delizioso che tu hai registrato, cioè che hai voluto dedicare a noi con la tua chitarra che ormai accompagna quasi sempre le tue performance, e l'hai voluto dedicare poi alla Sicilia tutta. In realtà era più alla parte che conosco ancora di più, che Palermo, quindi ai must palermitani a livello cibo, perché poi il cibo è cultura, è trasmissione di cultura, c'è inutile, tu vai da una parte perché vedendo i luoghi devi anche assaggiare i piatti tipici, il piatto tipico, ci sta uno chef, ci sta una preparazione, ci sta dietro un piatto, veramente c'è una storia, e quindi ho raccontato in realtà questa canzoncina, i must di Palermo, dalla pizzetta al calzone, alle arancine, al cannolo, ai dolci, perché fanno parte del nostro essere, è inutile nasconderlo, e quindi ho raccontato nel passaparola si sa, è inutile raccontare che la pizza di Graziano è una delle più buone a Palermo, è inutile poi nascondere questa, ma fai pubblicità, ma intanto se la gente ci va e c'è confusione, a me Graziano non ha dato niente, o la pizzetta da quella di Benny di notte, o il bar Galatea, cioè ci sono cose che purtroppo esistono, cioè dico, lo dobbiamo ammettere. Fanno parte poi, esatto, torniamo poi a quel famoso quotidiano, no, di cui parlavamo prima, no? Ci sono delle cose che appartengono alle nostre giornate, anche se poi, ripeto, noi parliamo della cultura culinaria, delle nostre bellezze, anzi, permettetemi anche, a questo punto apro una parentesi, ci avviciniamo al periodo delle feste e noi siamo ben felici di portare sulle nostre tavole i gusti della tradizione, le ricette della tradizione, e quindi collegatevi al nostro marketplace che è www.iocomprosiciliano.com. In questo modo porteremo le nostre aziende a tavola, la nostra cultura a tavola, e in questo modo aiuteremo tutti a portare avanti senza piegarci anche questo periodo poco felice e sicuramente particolare e difficile per noi, le nostre famiglie, le nostre aziende. Quindi partiamo da noi, partiamo dalle piccole cose. C'è un messaggio che vorrei leggere, Ivan, che è del Faraone Palermo. Allora, dice: vero, quando ci allontaniamo dalla nostra amatissima terra la apprezziamo di più. Era in riferimento a quello che dicevi tu poc'anzi, sì, quando abitavi a Milano, rendendoci conto come è così unica e di grandi valori in tutti i sensi. Ne posso parlare che ho visto quasi mezzo mondo. Ed è vero, poi è vero, il Faraone Palermo è il nostro amico, ne dà anche lui testimonianza. Poi quando si è lontani molte cose appaiono anche differenti. Poi c'è la pasta al forno di tua madre, quella domenica mattina, il ragù della mamma della domenica mattina ti manca. Sì, lo puoi fare anche a Milano, ma c'è sempre qualcosa di diverso dal ragù a Palermo, tante cose, il cannolo è diverso da quello che c'è. Io ho provato, ogni tanto hanno aperto qualche pasticceria siciliana, però comunque manca l'aria, tutte cose sono diverse. Noi siamo figli di una cultura immensa, e qua gioco molto con le parole, perché immensa e soprattutto immensa, dove si mangia, la cultura è gigantesca. Noi siamo preparati.
Senti Ivan, ma a proposito del gioco delle parole, tu Per direi sei esempio. un maestro in questo. Vogliamo parlare un po' del cinese Suki? Ah. Allora, attenzione, anche lì è un gioco di parole. Il cinese Suki nasce per un'esigenza lavorativa. Io ho bisogno di trovare un personaggio che toccasse il popolino tra virgolette, perché oggi non c'è più neanche un popolino, ma in realtà racchiude tutto dal ginecologo al posteggiatore abusivo e popolino, cioè comunque dico la massa, inteso come. E quindi ho trovato giocando su quell'equivoco della parolaccia, ma detta sempre in maniera col sorrisino, quindi senza mai appesantire. Poi somigliando un pochettino a un cinese, ho giocato su questo sushi suki e quindi ho giocato su questo equivoco divertendomi molto, cercando sempre di essere era un filo sottile tra è volgare o ci sta giocando, ma in realtà quello, io non so parlare benissimo il dialetto, però suki si sposa all'amore per il cibo, per gli alimenti, e basta accostare, che so, la frutta, mettere semplicemente la mela accanto a suki, diventa mela suki, nel senso che cioè, diventa io poi ci ho fatto il mio brand, oppure i formaggi cacio cavallo suki, va bene, ma top de top è Tuma Suki, che poi è, dico, ma che ci posso fare? Se va infiniti ne posso raccontare giocando con le parole, poi ne vengono veramente tanti. Sei incredibile, sei fortissimo e ti trovo veramente, guarda, brillante. Senti Ivan, ma vogliamo parlare anche dei tuoi cruciverba? Ma cosa sono? Cioè io ogni volta li studio, compreso l'altra volta quando eravamo ospiti durante la partita, abbiamo fatto. Cioè, Ma questi io mi diverto, cruciverba. le parole sono casa mia, cioè con i giochi di parole da sempre è una forma, diciamo, mentale, è un gioco matematico, le parole sono veramente ovunque e in realtà tra qualche settimana inizierà online anche una mia avventura, il Crucifiore, dove ad ogni risposta la gente vincerà un pollo, vincerà un chilo di carne, cioè, però facendo giocare le persone sto cercando ancora di trovare il meccanismo, perché in realtà tutto questo non è che puoi scegliere tu da casa, hai bisogno di una produzione, hai bisogno di un regolamento e quindi il Ministero della Finanza che deve accettare, perché non è che uno può decidere di regalare così le persone i premi. Quindi sto cercando di allestire il mio crucifiore, farlo online e far divertire la gente a giocare con noi e vincere, che sembrano stupidate, ma anche il buono spesa all'hard discount, per dire una mia, dare contatto con la gente, le cose che servono veramente. E quindi giocare con le parole, io mi diverto a incastrare le parole. Ecco, noi ti seguiamo sempre e tra l'altro come vedete poi la semplicità è sempre quello che premia. Senti Ivan, noi adesso ti lasciamo in questa bella giornata perché avrai appunto, non so, la tua bella partita, cosa fai No, adesso? a un partita, buon appuntamento. La cosa bella che ci tengo a dire, anche oggi davano pioggia, cioè ci tengo a dire che le previsioni, comunque la Sicilia è più forte di quello che dicono gli altri. A volte dico quando è le previsioni, no, c'è un sole che spacca le pietre, vorrebbero accomunarci agli altri, ma noi siamo diversi, il siciliano è diverso e nascere in Sicilia è una fortuna, lo dice la stessa parola siculo, cioè sì, culo ci vuole nascere in questa terra eccezionale e diciamolo con orgoglio. Diciamolo e ci piace dirlo. Senti Ivan, ci sono ancora dei messaggi che arrivano per te. C'è il faraone Palermo che dice davvero molto simpatico. Sei Ivan di grande generosità e di buon animo perché sorridi sempre e fai anche sorridere. E quindi, come vedi, continuano ad arrivare i complimenti da parte dei nostri amici. Beh, noi siamo quasi arrivati a chiusura di questa bellissima mattinata trascorsa con Ivan Fiore. Io dico, sosteniamo le nostre eccellenze artistiche, sosteniamo la nostra Sicilia tutte. Noi siamo veramente molto felici di averti avuto con noi, grande Ivan. Beh, tu sai che noi, come sempre, chiudiamo nello stesso modo, nel nostro consueto modo, perché è di buon auspicio. Noi ci vediamo naturalmente domani puntuali alle 12. Ringrazio in regia Paolo Gatto, Marzia Monreali in redazione, tutto il team di Un Compro Siciliano, naturalmente tutto il grande popolo che ha superato proprio ieri la soglia dei 260.000. Siamo 260.000 amici presenti in tutto il mondo. Quindi un grande saluto a tutti quanti voi. Bene Ivan, a questo punto, gentilmente potresti avvicinarti alla camera? Ora dovresti ripetere con me, io
Compro siciliano. Siciliano, ci piace, grande Ivan Fiore, Ciao. speriamo di averti presto e chissà anche qualche collaborazione con Io Mi Compro sta bene, Siciliano. parliamone, mi Ci sta piace, bene. ci Mi sta piace. bene. Grazie Ciao. Ivan Fiore, Ciao a signori, tutti, ciao. sigla. Ciao Ivan. Ciao.